Buonasera a tutti, sono bene a Catania. Questa è la prima sfida, la prima presentata sul libro qui. Mi sono contento che lo parliamo in Alacca. Andare a verità che io a settembre lo parliamo in Terranova, o no, ma qui vi stato giusto che lo parliamo in Terranova, magari da Terranova, questa cosa, però canta poi che effettivamente no, non vi la possibilità di lo fare, a questo punto in tutto si sarà traspresentato, si può ascoltare, cominciamo. Sono contento che ma che capita, questo è uno regione che interessa proprio alla vinta, che poi la possiamo vedere in qualche maniera, però sono una regione che non l'hanno vinta una mela. Eppure alla ci si deve fare una serata con la biblioteca comunale Giovanna Scano, l'amministrazione comunale, e ha deciso di fare, sta presentando dei libri. E dunque se ne sono contento, ma lui è ovviamente una gratificazione personale. Si interessa, proso, si arregia la scrittura su libro, non sono diretto e dunque penso che sia una gratificazione personale che anche il cui fare, che la comunità è alla esame e dunque se ne sono contento. A prima imbucata la presentazione via di essere fatta dalla dottoressa Bruna Castellucci. Poi mi è nato che era dato un istrubo di toccare al continente e dunque abbiamo fatto il piano B. Quando voi mi hanno dato di presente a questa serata, la parlando Bruna, preparati qualche cosa perché ti chiamo qua a dare un piccolo saluto. E dunque, Bruna, al cenone. Sì. In sardo, Bruna, in sardo. Diciamo che c'è dato buca e l'hai fatta apposta, già l'ho capito. No, io sono semplicemente a titolo personale e come concittadina perché mi sento, sono 33 anni che vivo da là, quindi metà della mia vita è qua e ho conosciuto la laicità, la sardità, questo senso grande che ha il sardo. Sono rimasta qua per quello, perché sentivo di essere stata accolta, forestiera del continente, capivo pochissimo di sardo, eppure mi sono innamorata di questa terra. Prima ancora che di Antonio, Antonio è venuto molto dopo. No, ci tengo a dirlo, Antonio è venuto ma molto dopo. Io penso che ogni comunità ha il suo narratore. Roberto è questo, ci riporta alle radici, scrive tantissimo ed è un appassionato. Non ho letto il suo libro perché fortunatamente per lui è stato venduto in un batterbaleno, però ho letto che tu hai scritto questo libro perché ti sei incuriosito. Ecco, la curiosità unita all'amore per la propria terra può dare solo frutti buoni e Roberto è il nostro frutto buono, il narratore, a volte fin troppo calato nella parte, però sicuramente mette tantissimo amore per la sua terra, per le sue origini e mi auguro che questo amore per le sue origini, per la sua terra sfoci anche nell'esterno e non si chiuda in questa sardità bellissima, generosa, ricca di tanta storia, ma si apra all'altro come si è aperta con me. Ti ascolterò, conosco il sardo, non benissimo quando si parla velocemente, però cercherò di capire. Da cittadina, e penso di essere portavoce del sentimento popolare, ti diciamo grazie per essere il narratore della nostra storia. Ecco, grazie anche a voi. Grazie Bru, se lo sapevo che era un endorsement così non ti avrei chiamato. Come prima di cominciare a fare vedere sul libro, pongo in mezzo un'iniziativa che abbiamo fatto come proloco di là. Dunque sappiamo noi che Valentina Baltoro, ma Valentina, questo Baltoro è di là è questo cognome, com'è questo Baltoro?
Ah, allora vieni qua e spiegaci. Perché vogliamo presentare, queremos presentare a esa comunità della ESA una pittura che ha fatto Valentina Baltolu, che questa si riguarda da là e in pratica è proprio per questa comunità della ESA. Se vuoi magari rivelarci il tuo dipinto. Sì, sì. L'avventura si narra Donna di Alà. Tanto ti ho fatto dos preguntas, Valentina. Grazie Meda, per aver spessato la sua comunità della ESA. Però ti chiedo preguntare, come te mai ti sei poliato questo milito? Non paga sperare ora. Chi ti ha colpito per dedicare un'opera tua a questa comunità della ESA? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Premetto, leggerò perché sono un tantino emozionata. Quindi, e parlerò in italiano. Allora, sono rimasta molto affascinata dalle nostre tradizioni e dai nostri abiti isolani. Abbiamo abiti ricchi di storia e tradizione e nel mio piccolo l'intenzione è quella di rendere omaggio a tutta l'isola. Siamo un popolo che non ha nulla da togliere a nessuno, anzi siamo una grande ricchezza, non dovremmo dimenticarlo mai. Quindi Donna di Alà nasce un po' perché parte del mio albero genealogico, spostatosi da Tempio, si è trapiantato qui da voi. Infatti molti... No, ma sentite troppo. Infatti molti, quando mi sono trasferita a Fadru, mi chiedevano se fossi originaria da là. Quindi mi affascinava l'idea di omaggiare questo paese ricco di storia e di colori. Credo che quest'abito, come questo paese, abbia tanto da raccontare. Il suo volto, appositamente lasciato in bianco e nero, vuole rappresentare un fermo immagine di una foto d'epoca. I colori dell'abito in contrasto racchiudono l'abito con tonalità di rosso scarlatto, il colore della terra e delle sughere, e dei dettagli in oro che la completano, ricordando i nostri gioielli in filigrana ricchi di mistero ed amuleti che proteggono dall'invidia e aiutano la fertilità. Perché noi siamo anche un popolo magico. Concordo. Seconda pregunta. Ti sei fatta ne conoscere in Sardegna come pittore del valore. Proso spagos che ancora non ti conoscono, noi in chiesese. Non si può narrare come te nasce Valentina Balturu artista e quali sono i suoi progetti che ha fatto e che si è fatto in questo tempo. Allora, partiamo dal presupposto che fin da piccola ho sempre disegnato. Poi ho accantonato un po' perché bisogna anche lavorare. Quindi poi un bel pomeriggio nel 2021 ho ripreso e ho fatto nascere Donna nel Limbo, che a mia sorpresa è andata a Margutta, che è una galleria rinomata a Roma, a 2 passi dal Vaticano, dove ho ricevuto un sacco di apprezzamenti. Da lì è stato un susseguirsi. Non ho gli occhiali. Tutto bene. Grazie. Non ci crede nessuno. Allora, da lì è stato un susseguirsi di partecipazioni locali, nazionali ed internazionali. Infatti ho esposto spesso a Roma, Firenze e Palermo. Appunto a Palermo ho partecipato ad una manifestazione patrocinata con la Città del Messico, dove mi sono aggiudicata al secondo posto, un grandissimo traguardo, l'unica serva selezionata. Poi, per non annoiarmi, ho partecipato ad una biennale in America, dove 4 dei miei dipinti hanno girato per Miami, Los Angeles, New York e Washington. Insomma, i miei dipinti girano più di me, io sono sempre qua. Poi ho inaugurato la mia prima personale a San Teodoro, dove si può dire che sono nata e cresciuta, sono un misto. E ho
anche omaggiato Chiara Vigo, la signora del Bisso, dove una mia opera che le ho donato è esposta nel suo museo e anche essa ha ricevuto una critica importante da un critico d'arte. Insomma, chi si ferma è perduto. Attualmente ho un dipinto al Museo Civico Mastroianni di Roma, in un posto meraviglioso. Poi nuovi progetti futuri, sì, non escludo partecipazioni murales. La Biennale mi aspetta. Spero di continuare a trasmettere emozioni e di rendere orgogliosa la mia terra. Grazie, grazie, grazie. Hai visto Chissà, magari sarai tu la prossima. Va bene, dai, speriamo. Sì, puoi scendere, dai. Ok, possiamo anche andare avanti. Ma puoi salire un attimino a dire qualcosa? O Francesco? Sul primo cast video, Maria, tu sei servita primo, Maria, te ne pensate su guarda. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie Valentina e grazie a voi per essere venuti a questa presentazione del libro di Roberto. Quando Roberto ci ha parlato dell'idea della Prolocco di questa presentazione assieme al libro del quadro, abbiamo preso al balzo la palla. Come amministratori abbiamo scelto di chiedere a Valentina se questa opera ce la potesse, qual è il termine giusto? Scusate, ce la potesse cedere, quindi con piacere oggi comunichiamo che l'amministrazione intende prendere il quadro fatto da Valentina. Come ha detto Roberto, non si sa come andranno le cose, se in futuro il nostro sindaco troverà dei soldi per fare altri murales, chi lo sa, magari il prossimo verrà veramente fatto da te. Quindi lascio di nuovo la parola a Roberto e grazie ancora a tutti per essere qua. Bravo. Grazie Maria, grazie, è una bella notizia, no? Una bella notizia che quindi questo quadro come è arrivato da là, non te lo riporti oggi. Resta di no che gusto. Cale domo. Tanto come cerramos esa paréntesis, se abro loco e falliamo sul libro Terra Nova a mano Almada, che aumenta legge Terra Nova a mano Armada, si scrive da Armada però si legge Armada. In Alaeso, in locutore si legge da Armada. Poi scherriato, si spisella della biblioteca comunale Giovanna Scavo, però la compagare in questo diritto. E passo direttamente sul microfono. Buonasera a tutti. Comincio in una prevolta. Chi penso sapeva fatto tutto. Ite da battito e scrivere un libro proprio su questo tema. Non sono un tema romantico, non si va da di amore, non si va da de... Sono temas así particolares. Non vi piove bene una verità. Io vi che ne a te la scuola. Io fiovate ne che aziende logica, quindi io sono registro de San Nascila, de San Montes, pubblicare data de Nascila, de Babbo, Mamas, parentesi. E dopo mi sono visto però in solo registro comunale, in solo registro de morte comunale, a Sabine poneva sempre una relazione della giustizia, no? Le forze dell'ordine, e in conto della morte violenta che vi è stata. Quindi la poi una, me la poi legge, mi ha incuriosito, anda bene. Poi un anno, sanno voi, andai a badare e vi vidi un'altra cosa. 2, 3, 4, 15, 6, Sabina parla bene, questa cosa è interessante. Però non vi manco per sempre a fare un libro, parlava perché me lo assenta un'ora e un'incrasa alla vita. Poi una die, sicuramente Amazon creato in Terra Nova un'associazione, un uso che si chiama Consulta Terra Novese, che serve proprio a sviluppare tutto su chi vede questa tradizione della Terra Nova. E abbiamo una pagina Facebook. In questa pagina Facebook una dia ha fatto proprio il censimento di tutto questo morte che aveva accattato. Data, nome, senza persone che viene accusata, ha dato un successo enorme.
cioè condivisione, scompartitura in Facebook, gente che non mi piace, gente che si interpreta, qualcuno che mi chiede in privato, mi pregunta cosa che da riconosciuto su Manetto, su Minnanno, e mi narraia qualche cosa in più che abbia inteso da suo babbo, da sua mamma, e dunque questa è una cosa che secondo me può rimanere da innanzi. Sono andato a fare questa schicca di questo archivio e l'ho paccattato meta, pagine e pagine, scritta in sardo, scritta in italiano, fatta in spagnolo, e a Sabrina è toccato pure di fare solo una prima parte del suo libro, capire a te tanto di fare poi la seconda parte. Dunque, dal suo Medioevo su 1847, questo libro, dal suo 1848, fino arrivare su 1910, che a voi diventa cronaca, e antipatica, che magari parla già, cioè, la gente magari chiede ancora io, Manetto, o qualcuno che questa cosa già più antipatica, che non sono tema esattivo, non sono tema lizieri, e dunque mi frimo a su 1916. La seconda parte del suo libro deve essere dal 1848 al 1906. Buonasera. Nel libro tu parli di agitazioni politiche e di primi delitti. Ci puoi spiegare meglio l'evolversi di questa stagione, Robert? Villaponato a Bara, riesci a cantare da Villaponato? 1800. Agitazioni politiche e primi delitti. Tanto, sul titolo del suo libro è Olbia come mai ti immagineresti? Chi vive da chi in storia terra noesa vai a tutte queste cose, tutte queste malefacenze. E Olbia ha incominciato a mostrare queste cose verso il 1500. 1500 sono arrivati solo Moro, Saraceni, e hanno minoricato Saida che restava 125 persone, e dunque non vive più manco Saida. Poi piano piano Saida è cresciuta, pure che sa gente che viene dall'esterno, e quando in una cultura, in un luogo arrivizente devora, questa scontiera si creano automaticamente. Dunque, massimamente hanno magari sostenere che fini mercanti, se commercianti, se quindi hanno una marcia in più a paragone delle terranoesi, e tanto dico di invidia, dico di famine. E dunque, c'è rapina, lo si aspettava nell'entrata di Saida, e ha incominciato in questa maniera a crescere la criminalità interna. Siamo fatti nel 1500-1600. Poi, va rapido qualche altro motivo, però come noi scopriamo, lo siamo già a narrare da voi. Buonasera a tutti. Sulla base delle tue ricerche, nello scrivere il libro, hai trovato qualche fonte con riferimento a Comuni della di Sardi? Tanto, apponato che all'ala tocca solo in maniera minima, però qualche cosetta è della pacatala. Qualche cosetta è davvero di interesse, che ha pacatato un documento che va da De Conca de Manzo. Solmanno, ti umano. O no? Adesso il murray le va di Suezzo. Anzi, le va di tu. Ecco, bisogna pago, però a metà di una cosa, tocca sempre decontestualizzare come disegnare in italiano, binate los tempos. Non possiamo pensare che la moralità che abbiamo scomo e andare a giudicare sui variera che hanno fatto e che hanno fatto. Proite, considerate che con che Manzo non ha salvato 20 sul territorio, vero è stato umano, che va rapido una contiera che sul Vudusuino e a primo del 1800 sul Vudusuino si viene impadronente de Binzemalto e de Sutucone, e con che Manzo ha dato che tu sa volta de no ma la dai però quello che non era più leggera, però ha dato un aiuto umano a fare la maniera che assunessi questo terreno che sono bella ono, sono provite fini proprio una in secondo giorno, scambia in terreno il bonus, con che manzo è recessivo a fare la maniera che resta iena a vita. Che in tutto chi se non fin manco alla isola, e se vi nasce di una radena,
quitando come este comune dei delti, dando vi comune dei monte. Però poi si è scusato in vita, il venuto a stare in Samela, in Culzaba de Suezu, e ha accattato un testo in cui montava con Cademanzo come sicario, cioè chi si è andato a fare un omicidio a pagamento. In Terranova, vi già la prima problematica del livello politico, e sa maniera a volta di evadere contrapposizione politica che cosa deve eliminare fisicamente s'avversario. Dunque, viene chiamato con Cademanzo 1812, novembre 1812, e in sagregia di Santo Domeo dei Treno Mortus, Oppidi a questo pregiudicato terranoese che se ne a Giancarlo Puzzo. La cosa bella, come non posso scoprire tutto, però questa cosa di là può andare, sono cose che magari non si possono interessare di più. La cosa bella è che poi quando sono andato a fare sul dibattimento, tutto i usato processuali se non si accattano più. Calchi mano lunga, la sa lialas e che la sa inventas. Dunque, se quando è andato a fare questo omicidio, ischia già chi vai a gente che l'hai dato protezione. Questa cosa è andata addannante, questo dibattimento che non si sia da accattare questa prosa, e 1802 è stato questa morte, in su 1826 è stato assunto. Quindi calcolato parecchi anni. Un'altra cosa che ha accattato in conto di Alà è in su 1842, spero che questa sia una cosa che Alà entra da adesso, l'omicidio di Emanuele Meloni de Monte, Bucchido in Terranova, e il molto l'Anfeltu si è tornato a Monti ed è molto in località Sant'Uniali de Monte, in cui a cui subista iada uno alla Esu, che si chiama Gian Maria Murrai, debatti su Ezu, e si è entrato i testimoni sul dibattimento. Queste sono le uniche due cose che ha trattato in conto di Alla dei Santi. Robè, tu nel libro descrivi minuziosamente i caratteri dei terranovesi testimoniati da Vittorio Angius e Francesco De Rosas. Quale dei due è più vicino al tuo parere? Allora, tocca denaro che sono due persone completamente diverse. E dunque, pure sul giudico guidaniso di questo terranoese era diverso. Angius scrive per conto del Casalis, uno scrittore, uno saggista piemontese che quando la Sardegna è diventata italiana ha deciso, menzionata su Savoia, a fare una sorta di censimento di tutta la vita dei imperi, dei suoi regni. Dunque si va da chimera distacco delle Terranova. E mai tanta volta si riportata dato che non aveva presente. Non è che si è mandato a due zita che fare. Quindi mai tanta volta sai ad un rappresentante che alcuni dicono che è andare per anche cosa di Terranova, andare per anche cosa di Alà, che è scritto pure di Alà. Francesco De Rosa, si fa che chiamare De Rosa, però si usa meno questo, De Rosas e Geolo cito come De Rosas, invece è terranoese. È terranoese, un mastro zicco, diciamo che è un mastro elementare, elementare, le scuole elementari, e se fidi in mezzo di un bel di un ambiente di Terranova. Dunque, sugli esiti da Giuginara Duno e Giuginara Satteru, è diverso. Io prefero su de mastro zicco, de Rosa. Este più intro, invece Satteru è più distaccato. Però badare una cosa, isse è più su, come intesinare in italiano, il conflitto di interessi. Cioè, isse è terranoesu e faida de sos terranoesos. E dunque, magari, su giudico guignarata, è a volta, de valte. Ecco. Una cosa bella che scrive del Mastro Zicco è della cosa di ogni dia. E se narra che su terranoesu vedi non gli viene a me da travagliare, è nato da esse, magari pure re, non era pure Angius, però magari sono cose intese andando in piezo, quindi magari hai tutto l'interesse di narrare il male del sosterranoeso. Però un'altra cosa, altre due cose buone che narra da De Rosa sono uno che mancare in Terranova si tromia da tutto il Samantissimo Domo, prima San Domo fin questa scrivini, quindi magari Fradiles, tromia in tutto il Samantissimo Domo, ma sto con narra, sì, però non ci sono mai stati scandali all'interno delle famiglie terranovesi, no? Come ti podia combinare quando si sta in Samantissimo Domo.
S'altra cosa che narra, adesso è una cosa interessante, si scaluzza, no? Si scaluzzare, magari se lo giocano non iscritti a granare, ma sono mannosemo, si scaluzza in terra nuova e ne ha dalla sos poveros. Quindi quando la iana innennare, su chi resta iala in saide, si scaluzza, e ne ha liata da sos riccoso e ne ha da donare a sos poveros. E questa è una cosa bella che qualifica la comunità del terrenoese. In conto de lettera de Spagna, chi vai da de Terranova, chi lo molto quasi sul libro, e non può andare. Terranova è vista sempre una etichetta minore. Se la poniamo a paragone di un tempio, ma pure di Santa Maddalena, è vista sempre delle vidas più minore. In questo periodo vedi a San Mattese Manesa de Burtichiara, scrivo a morte esaita più minore namo de Saprovincia. Come logicamente Terranova è una terra rosa, è la capitale della provincia. Senta su 1700 sa scronaca spagnola non si interessa a vedere Terranova. Poi invece si avvizzano chi puruso scaduresoso incominciano a pugnare a Samarchine e quindi incominciano a parlare a Terranova. Poi, prima uno, terra un po' e poi piano piano la Sardegna si è aperita al suo mondo e dunque una da porto, una da mare, questa è una zona interessante. Tanto in questo periodo sono spagnoli che cominciano a fare da Terranova. Terranova da un semplice feudo diventa da marchesato di Terranova, poi è promosso a baronia. E tanto in questo periodo incominciano a aumentare, a crescere questa corrispondenza che bisogna tra Spagna e sul feudatario Sallos. In su 1500 si va da Gesù di Terranova e questo rappresentante spagnolo narra Terranova può diventare saida più importante della Sardegna. Il suo problema è che su punto suo è serrato e dice solo 2 a 3 balchittas che andano a pescare solo quando su Terranova sono da bisogno. Cioè non lo vagano pro commercio, non lo vagano pro speculare, lo vagano solo per si cazzare su famiglia, di più sono fagane. E se già incominciato a avere solo un'arada, secondo me se investimos e aberimos una voga più manna in questo volto, Terranova a crescere. Da poi vado un'altra corrispondenza spagnola, proite. Insi per tanto che si terranoese comprende che ha da sutta sospessuoso un valore, sostempieso massimamente, ma so scalanzanese, soldi nucchi, soldi luras, incominciano a avere socio. Incominciano a parlare a truma a Terranova e sì che giocano sa roba, quindi che so sempre calzo, sa vacca, sa vitello, so satiro. E tu casa veste questo rappresentante del redattore che narra, non che dobbiamo spostare un freno. Sono scadurese sono nere, sono terranose sono pagose. Quindi non che vi capita di un'occasione. E quando pregona in Spagna di andare a che fare, che sono Sallacca, Trasagadura e Terranova. Questo è importante. Che affronta su 1800, su Terranovese non si considera quel cadureso. Sono scadureso, secondo su Terranovese, sono cose che vai da una salimba sardo corsa che vai da un tempio, che vai da un capitano. In un nuovo pezzo del suo libro, quando lui pregunta da su giudice a questo testimone di Narada, ma si strada per andare a Raina, a Puzzuno, questa strada reale, Narada, si strada che giuga da Terranova a Sagrada. Cioè non si considera un caduresos. E in cui narra questo, che dobbiamo bloccare sono scaduresi. Quindi Miguel Carles, in sos articoli di Spagna, Salacana tra Sagadura e Terranova, e se sono scaduresi deve entrare in sos campo di Terranova a Paschere, deve pagare questa volta a fedatario di Terranova. Quindi, dal 1500 in poi, corrispondenza alla di Spagna in conto di Terranova, quindi alla più bella. Nel libro parli di numerosi atti di pace tra le fazioni in lotta. Nonostante ciò non si riusciva a far fronte ai numerosi atti criminali. Come mai? Ho già detto prima che la criminalità a un certo punto cambia. Se prima vedi la singola persona che magari vedi spinta dai suoi bambini a rubare uno mercante che con la ira in si strada, dal 1600-1700 si crea un altro tipo di criminalità. Fa una famiglia in particolare dell'Uras, sul Bardanzello,
chi vero vini Addes de cognome, però fini figlio di un Bardanzillo, e quindi gli pone Addis Bardanzillo. E dunque poi canto che va a Terranova si gioca in questo sabbenato Bardanzillo. Gente che ha terrinoso, sienne sos terrinos in l'urasa e investini in Terranova. A Berinsoggio prima esso satteroso. Diventano mannoso e dunque hanno pure valore in colte. Cioè hanno la possibilità di incidere sopra la politica. Si va a andare, ad esempio, sa gestione della salina di Olbia. Incominciano a commerciare in sale, fare una fortuna e si accamediano più di una volta che in una famiglia, che è questa famiglia più importante del Terranova, che sono su Spuzzo. Quindi, San Femmina del Bardanzillo si cuociono anche fra le Spuzzo, San Femmina dello Spuzzo si cuociono anche che sul Bardanzillo. Si crea un potere, un centro di potere, come si narra in italiano. Questo centro di potere le ha in mano Terranova, comanda, fa che legge, non tutto però sono di accordo con questo, non tutto abbastanza poco. Incominciano ad essere scacchi famiglia che si incominciano a sarrempellare. Tanto incomincia da questa criminalità di tipo politico. No? È una ponza ti fatto un istrobu, tu e lo rasamie, una specie di disamistà. Ecco come te cambia questa criminalità. Sospulso è stata la famiglia più forte e dunque si è resi quasi sempre a vincere. E sul 1707 una briga manna insabbiata di Olbia e morì in 7 persone. Proprio si affrontano a cara. Tanto interviene il soffrettottario, interviene in Sagregia e non si paga tempo su Fagner sa spagesi. Quindi sa paga della famiglia Puzzu, questa famiglia Azzara, che sa altra la famiglia, sa proitte non fini come te viene Francesca, sa scontiera, sa. Caso Spuzzu, sa spaga non la rispettano. Fagner sa vinta della rispettare, Fagner abbasciare sul livello della contiera e poi Fagner sempre sul guerrinismo. Canto non comprendere, la famiglia si torna a rempellare e torna a partire tutto. Fetta accanto Pisamanco, fetta accanto Sassalinas, che vede sul business del periodo, enidi nazionalizzata. Diventa demanio statale. E dunque sa tutto gusto si vende e questa bramosia a fare profitto e si abbascia pure questa scontiera. In mezzo a tutte le persone che non quasi sul libro, quale ti appassiona di più su quelle frutte? Si parla di cose da zimo feitas. A volte tu chi che comprende su frutte sono capitate, sono combinate certe cose. E se a volte sono regolamenti di conto, no? Tra delinquenti, se no, vabbè. Tra corvos e corvos, uno va che questo benedico. Quando a volte spero sono andate a toccare persone che non davano per una colpa, e tanto questo personaggio si resta. Tanto, se dobbiamo fare dare dei bandidos, a me simpatico come è stato questo Francesco Puzzo. L'ha fatto che gara in Francia, però mi viaglia proprio a pelle e mi attia simpatia. In conto invece delle persone che adappido, che sono state vittime di questa malefacenza, sono da potuoso. Uno è Cesare Brandano, che è stato occhiedo in Sainza della Vizza, che è figlio di Giamannito e quindi ha fatto già la spaltimenta, si è lasciato dal Vinza, ha solo Vizza Femmina. E tanto pure sul femmina sa bene fare salvezza, e quindi è pretenia di aree stanca di salvezza. Mi pare che a 77 anni sono andato a giocare a Sainza di Salvezza e l'ha buchito che l'hanno imbolato in una quintana che va all'Acana tra Sainza di una vita e Sainza di Sacra. Cesare Brandano vedi un personaggio in Terranova, capo dei Baraccelli, è stato amministratore comunale mai tantos anni, uomini di Mesu, quando vai a denare una peraula e mi ha sempre cliccato, quando si deve fare Cristimasa e mi ha cliccato, quando vai a Contierrasa in conto del Terrino, in conto del Baltimenta, del Domoso, e lo clicca sempre. Quindi vedi un uomo eminente, un uomo che ha una certa importanza. Ecco, Sabine che ha fatto non mi spiega, veramente mi ha d'accordo. Un'altra persona, più sacudata, 1846, in Montelitto, vicino a Zani. Sul luogo si chiamava la Salvena del Soscardos. E questa la posso sottolineare in cui come si fa da su Caduresi, però tanto in cui vedi dove si fa da tutto sul Caduresi. Fente accanto non sono arrivato, su Caduresi in cui si fa da sul Caduresi. Vivi già una famiglia
cadurese, quindi a Zara alias Quaglioni, e custuzii un Amaso, fidi un uomo solamente si umile mesu, che il calo prodonzi con tierra, e sei sempre una bella aula di uno prodotto, e quando vai a con tierra s'andaia e ponia sa spagas. Questo buono, sa sempre di mangiare, l'hanno sparato a Pallas, non ha manco su coraggio della bella, e si che molto. E quando andavamo a leggere su che questo è scritto in sosato del giudiziario, sono tutti senza testi scritti, cioè tutta questa gente che chiama desaliana, ma veramente è possibile che abbia un pochino questo buon nomine? Non se lo merita iera, né uno rese sia da comprendere chi te appunto dove che questo nomine per meritare questa vita. Quando qualcuno narra, guardate che quando vi giovano, questo è da una contiera che sa famiglia del giacchetto, cadendo in cui andaia si sarebbe sosterrino, e quindi andaia a fare l'area che in questo schifino all'acca, no? Questo giacchetto canta direttamente a solo il giudice, che gli era, ma non va nulla, questa è una cosa da quando vimmo il minore, se. E per me come vi commenti un frate, e mi dispiace di commenti un frate. Ecco, questi sono due personaggi che mi sono restati più a coro. Tu intitoli un paragrafo Schioppettata al forestiero, dove racconti di un agguato ad un mercante sassarese. Quale motivo scatenante? Allora, approfittiamo che questo è pure un amico tatarese, no? Che è venuto a ventenne sa presentare. Tanto, questo tatarese è in a Terranova. Enzeri, abbiamo proprio qualche mese, e infatti sta io in una doma di campagna in Saliava che si era Baratta, come Baratta è stata. Sul centro di Olbia, tanto vedi una campagna, proprio fare a comprendere quanto più minore tanto Terranova. E noi che siamo zero, e incominciamo a fare il suo mercante. Quindi cominciamo a bene, e andava ci state sospese a suo mercante di Olbia, di Terranova. E a uno in particolare della famiglia di Sospuzzo, che è tutto in mano. E dunque una via, mentre vi passando su strada reale, cammino reale, del Tanca Baratta, arrivi una musica. Resesi da si salvare, e il magistrato sono a fare questa indagine, da vedere proitte la iana e sparare. Tanto una cosa bella è che uno dei rannoesi anda ad avvisare San Zero. Adesso è impegnato, che vi sa di trattare, non fa bene a Susana.